Allora, il mio intervento ruoterà attorno a tre parole chiave: donne, Venezia e Medioevo. Donne perché protagoniste delle loro vite e di quelle dei loro più autorevoli consorti, ma anche viste e giudicate dall'ottica maschile in un poemetto significativo come sono quelli dei proverbi quaedicuntur super natura feminarum. Venezia perché da Oriente ad Occidente questa civiltà, dalla sua storia plurimillenaria, comprendeva la storia di uomini e donne importanti, e Medioevo per sconfessare tanti pregiudizi, tanti luoghi comuni che vedevano una donna non protagonista. Non fu così nella storia, molte donne furono protagoniste delle loro vite e la dimostrazione di questo viene proprio dalle figure che tratteremo questa sera.